per poi superare un ostacolo. Quindi in quel caso ha combattuto anche con la sabotatrice per andare fino in fondo e per poter poi risalire. Perché a volte bisogna anche distruggersi per poter necessariamente cominciare. sì, su questo sì. Altra domanda che è maturata nella nostra conversazione perché noi siamo educatori, siamo nella stessa scuola e poi ovviamente le riflessioni arrivano. L'educazione dei genitori o comunque di un contesto sociale, educativo, può migliorare lo spirito di indipendenza, di autostima contro l'autosabotarsi, cioè creare rispetto a un prossimo nell'educazione delle riflessioni da poter dare a dei futuri adulti per poter saper scegliere quando è opportuno sabotarsi rispetto a uno spirito di dipendenza che sia da quella del gioco piuttosto di amori malati, perché credo che gli amori malati siano di questi tempi esattamente sul maschile e anche sul femminile. Spesso le donne creano commiserazione rispetto a un bisogno che non hanno pur di mantenere un uomo e gli uomini rispetto alle donne perché hanno bisogno della croce rossina. Quanto può l'educazione scolastica, di cui noi ne facciamo quasi parte, siamo quasi tutti gli insegnanti, stasera educatori, formatori, genitori, rispetto a quello che è l'autosabotarsi? Io penso una cosa, la prima parte educativa spetta alla famiglia, sicuramente. La famiglia che deve, credo, educare i propri figli all'insuccesso, soprattutto a non sostituirsi ai propri figli. Che cos'è? In che senso l'insuccesso? E anche noi educatori, insegnanti, dobbiamo educare i nostri figli anche all'insuccesso, perché spingere e sostituirsi ai figli nel raggiungimento degli obiettivi non fa altro che creare delle grandi frustrazioni ai figli nel momento in cui abbiano poi un insuccesso e quindi un momento che può essere di crisi, che poi in realtà non è di crisi ma è di crescita. Allora io dico questo, almeno secondo quella che è la mia esperienza nei figli, io ho sempre pensato, e anche io come figlia, ho sempre pensato che in realtà i genitori debbano credere ai loro figli, credere che possano avere un potenziale, ma prepararli anche ad un insuccesso. Credo nel tuo progetto, credo nel tuo stile di vita, credo nell'attività che tu vuoi andare a svolgere, però ti voglio dare tutte le informazioni che possono essere, che ti possano portare a un successo. E ci sta, se sbagli, se c'è un insuccesso, se c'è si ricomincia, perché quello crea delle frustrazioni tali da anche nelle relazioni amorose, a far commettere quelle che poi oggi sono quelli che vediamo, femminicidi, il rifiuto, il non essere ricambiati, il voler possedere, il desiderio di non essere abbandonati, il bisogno. E quindi ritorniamo di nuovo al bisogno. Quindi noi possiamo aiutarli a saper accettare quello che è l'insuccesso o comunque un'affettività che anche lì non è sempre quello che vorremmo o che vorrebbe. Assolutamente sì, l'insuccesso, e poi io ci tengo molto a sottolineare il rispetto e credere nei figli, perché non credere ai propri figli, non credere alle capacità dei propri figli potrebbe poi generare una bassa autostima. A volte non avere questo punto di riferimento, che è quello genitoriale, non ti delimita una strada, non crea dei confini, si vive fuori dai margini. Probabilmente è il genitore stesso che si autosabota se non crede al proprio figlio, cioè è il genitore stesso che non crede a se stesso non credendo al proprio figlio. Certo. Io penso che non si perde mai ma si impara sempre, no? Allora Daniele, se sei d'accordo io farei fare un'altra domanda, poi ti prepari per un'altra lettura
non so se è la seconda o la terza, perché se è la seconda ci penso io, se è la terza ci sei perdono. Allora, chi vuole fare... Prego. Volevo sapere, per questa trasformazione del dolore che Carla fa, riesce da sola a rendersi conto di avere la sabotatrice nella sua testa o ha un aiuto esterno? Perché a volte sei talmente dentro il pantano che non puoi essere obiettivo e capire che ti stai autosabotando, quindi spesso è utile che ci sia qualcosa di una forza esterna, una persona, un professionista, un amico, qualcuno. Allora, Carla ha un amico che l'aiuterà a trovare un percorso, gli dà una strada, anche se lei crede di fare tutto il lavoro da sola, in realtà no, c'è un amico che segue da lontano, da vicino, il percorso di Carla. Carla avrà una forte involuzione e poi mano risale, ma risale ovviamente incontrando persone, incontrando una persona in particolare che l'aiuterà, e però in particolare questo amico che lo possiamo svelare? No. Un amico che si è risposta da sola guardando la faccia. C'è questo amico che le darà proprio, le indicherà la strada senza parole, quindi le consegnerà un percorso senza doverglielo raccontare, e Carla attraverso questo percorso che farà troverà poi il suo equilibrio. Aperta e chiusa parentesi, Daniela dice che sì, per dei problemi che possono essere legati alla dipendenza, alle dipendenze, oppure io li chiamo dei nodi mentali, io penso che un aiuto da parte di un professionista, di un terapeuta può aiutare. Anzi, penso di sì. Anzi, fa proprio questo discorso che tu stai facendo, fa proprio al caso con la seconda cosa che vogliamo leggere. Io volevo dire una cosa a proposito Sì, della nuovetta da Rispa. La frase che mi ha colpito molto quando Sara poi e Carla non scappa più e ritorna a casa è la frase: nel frattempo i fiori sono morti. E mi fa riflettere sulle infinite possibilità di scelte che abbiamo nella vita, sulle possibilità diverse di fare sulle infinite possibilità di fare una vita diversa. E spesso non abbiamo avuto il coraggio di realizzare ciò che abbiamo fatto e siamo tappati noi stessi le ali perché molto spesso non crediamo realmente in noi stessi. Questa frase proprio: nel frattempo i fiori sono morti, è come se nel frattempo si fosse spenta una luce, si fosse spenta un desiderio, una possibilità di vita diversa. È una frase bellissima questa. Grazie, questo è proprio il senso. I fiori sono morti, il progetto è stato spento, è finito con il progetto di fuga. Sì, bellissimo. Grazie. Allora, adesso voi siete voi insegnanti, l'insegnante interroga, tutti che tremano, adesso faccio io l'insegnante, no? Vediamo un po'. Stefania. C'è della confidenza. Per favore, dovresti leggere da qui a qui. Ok. Allora, Carla, devi trovare uno spazio per te e non per i tuoi pensieri. Non lontano da casa c'è un lago. Marcello non c'è. Sono le 6, preparo la colazione, sistemo i bambini. Marcello non c'è. Prendo le scarpette, l'orologio, il contapassi e l'ansia. Una parte di me vive per sabotarmi. Una piccola me che ad ogni mia scelta la ribalta, l'annulla. In casa non c'è nessuno, sono sola, resto in mutande e t-shirt. Mi guardo nello specchio del bagno e dietro vedo chiaramente la sabotatrice. Grazie. Ha dato anche il foglio. Diciamo questo passo è Carla cerca in tutti i modi, anche in quel caso voleva fare qualcosa di diverso, voleva cercare qualcosa di diverso fuori, visto che dentro non lo trovava, e allora decide
di andare vicino in un lago, questo lago che poi sarà il palcoscenico di una storia. E quindi cosa faccio? Un passo proprio che dice: mi vesto, metto le scarpette e porto con me il contapassi, la macchina fotografica, l'ansia. Proprio il campanello era l'ansia. Quindi l'ansia cosa genera? Tremano le gambe, si è impacciati nel prendere le cose e chiaramente nel fare questi movimenti chi si risveglia dentro di lei? La sabotatrice. E questa sabotatrice vuole sempre riportare a casa Carla e dire a Carla e raccontare a Carla tutti i giorni della sua inadeguatezza, del suo stare al suo posto, del non poter provare perché tanto non sarebbe riuscita. Chissà se Carla riuscirà a scavalcare. Tu hai mai abbandonato qualcuno? Io ho mai abbandonato qualcuno? Questa è una bella domanda, perché io in questo momento sento di... Diciamo che... Anche la terra natia, non è un per forza una infatti persona. questo stavo pensando. In questo momento preciso della mia vita sento che il mio posto è qua, però ho abbandonato una parte per me molto importante, che è la mia terra, è la mia famiglia, sono i miei figli, che in realtà non si può parlare di un abbandono, perché io in realtà non li ho abbandonati, ma sono andata a fare d'altro. Però ecco, beh, dentro di me nelle viscere scorre qualcosa. Sì, purtroppo mi trovo in una situazione doppia, perché quando sono qua spengo da una parte, quando sono là spengo e quindi penso sempre di lasciare un pezzo da qualche parte, e questa cosa in questo momento è una domanda che mi crea non poche difficoltà. Io direi, ci sono quelli che vengono definiti genio e sregolatezza, tu in questo momento saresti genio e regolatezza. Sì, però mi devo convincere di questo. E non ti convinco. Infatti non mi... Allora, combatto con me stessa questa... Sempre se sei d'accordo? Sì. Perché la metto, no Marco fai tu, pensaci tu, io non so se sto facendo, cioè, non essendo... Mestiere. Vuoi leggere, no? Sì, quello... Sì. Le donne e gli uomini che leggevo soffrivano di dipendenza affettiva. Diventavano come i cocainomani, gli alcolizzati, i bari. La dipendenza annulla ogni volontà, crea paura di essere abbandonati, di essere inadeguati. Si sente un senso di soffocamento che sospende la vista. Si rimane in attesa di qualche briciola d'amore. Era il massimo che potessi desiderare. Io mi merito questo. Sono stato io a rovinare tutto. Potevo dare di più. Non ho fatto abbastanza. Non sono abbastanza. Così mi scrivevano. Il senso di colpa diventava una bestia malefica. Si impossessava del corpo, scorreva nelle vene per compromettere tutto. Nulla rimaneva al suo posto. Regnava il caos. Grazie. Io invece volevo fare una domanda a tutti quanti, se siete d'accordo. Cioè fino adesso, no? Dentro di voi queste parole che avete ascoltato, che avete udito fino adesso, vi hanno trasmesso più pensieri negativi, pensieri positivi, oppure state pensando adesso esco di qua e forse da domani parlando di questo argomento mi comporterò in modo diverso su alcune cose, su alcuni ragionamenti, interpreterò alcune cose in modo diverso, con le persone, con le cose stesse. Ci state riflettendo o è una cosa che state ovviamente elaborando, perché è fresca la cosa, stiamo parlando di un argomento molto pesante, direi, no? Ma allo stesso tempo è scritto talmente con parole semplici che secondo me è perfetto farlo in questo modo, se no poi diventa un mattone, una cosa che... Quindi non so, potete anche rispondermi, cioè state per... Io sono molto giovane, nel senso che... Vai.
vai e poi passiamo Tanto ok. vado- Ma io dicevo, io sono molto giovane, ma sentendo parlare lei, cioè quando c'è qualcuno da di fuori che insomma ti illustra e ti illumina su determinati argomenti, circostanze, io mi rivedo in tantissime di queste cose, ma anche la mia famiglia, quindi l'abbandono, insomma, tante, quindi sentirselo dire. Quindi dice, non è una cosa che capita solo a me. No, stai- esatto. Grazie. Io purtroppo diciamo che stasera mi sta leggendo davvero tanto dentro, perché mi ritrovo in qualcosa che ho vissuto e che ho pensato, specialmente quest'ultimo tratto. Io, scusami, ma io per poco non mi alzavo e uscivo 5 minuti, perché sono sensazioni forti che ho vissuto 2 anni fa. E l'ha messo proprio su carta, cioè io pensieri che ha detto lei io li ho vissuti in prima persona, quindi diciamo che stasera diciamo, È un po' un coltello che gira. sì, ma diciamo che è tutto realistico. Lei dice ovviamente, scusatemi, un po' di fantasia, no? Perché giustamente ha dovuto anche sicuramente dover giocare anche sulla storia. Però ti dico molto molto realistico, e la domanda che hai fatto tu, cioè stasera magari uscendo da qui qualcuno cambierà, Ma non cambiare diciamo nel senso la propria vita. no, cambierà il Riflettendo- pensiero eccetera. Diciamo che io mi trovo già un passo avanti, cioè mi sento come se davvero lei avesse raccontato parte di quello che mi è successo, quindi diciamo il passaggio già l'ho avuto, la trasformazione, Questa cosa ti rende, ti do del tuo. Assolutamente sì. Questa cosa ti rende più serena oppure... No, io sono serena perché so che, come avete detto, purtroppo sono sensazioni che si provano, cioè si vivono, sono vere, e di conseguenza il riuscire a capirle, accettarle, perché non è facile, reagire e trovare la tua strada non è semplice. C'hai bisogno di una mano, non solo delle persone che hai vicino, perché spesso ti trovi a dover ascoltare persone che ti vogliono bene, sentirti dire delle cose per cercare di farti reagire, soltanto però nella tua testa senti sono tenuti a dirlo, perché purtroppo veniamo da una cultura genitoriale che ci inculca determinate cose, quindi il momento in cui tu ti senti dire ma tu sei forte, tu ce la puoi fare, non è vero, che cioè non, come dire, senti queste parole come se fossero obbligati a dovertelo dire. Di circostanza, perché ti vogliono bene, vogliono vederti bene, però tu in quel momento quando sei dentro non le vedi, non le senti, hai bisogno di una persona esterna che ti dia quel pizzico. Niente, stasera mi stai distruggendo. No, in senso buono, perché mi sento proprio dentro. Ed è bello perché dici effettivamente non sei sola. E adesso ti senti Io sto benissimo. più bella o più brutta? Assolutamente più bella. Lo sei? Amore. No, ma perché ti rendi conto. Possiamo anche applaudire? Ti rendi conto che effettivamente hai dei potenziali anche quando ti fanno credere che Quindi tu non io- sia nessuno. Io direi che bisognerebbe insegnare anche un po' a piangere agli uomini e a sorridere di più alle donne. Questo sicuramente. Questo sicuramente. Giustissimo. Ti piace questa cosa? Molto. Meno male, allora, esatto, sì. Allora, aspetta, una cosa che ti ho scritto per leggere, che io non ho avuto, però questa è una domanda. Cosa ha visto Carla allo specchio per far sì che lei vedesse la sabotatrice? Cioè c'era qualcosa in lei, nel suo vestire, nel suo modo di essere in quel momento, che ha fatto scattare il vedere la sabotatrice? Cioè perché l'ha vista? Sì, perché Carla non si vedeva nei suoi panni. Carla non si riconosceva in quei panni, assolutamente. C'è una parte del libro dove lei si descrive anche, c'è una parte che potrebbe sembrare un doppio senso, ma non lo è. C'è una parte che dice io mi tocco ma non mi sento, e quindi è quella proprio la parte sabotante, che poi c'è
c'era quella parte che la tratteneva e non le consentiva di essere quello che doveva essere, perché cioè non si sfugge. Carla nella vita doveva essere quello che è stata, non poteva fare un percorso diverso e non c'è nessuna sabotatrice che tenga a trattenere, perché nulla può non essere ricostruito, solo di fronte alla fine non si può più giocarsela. Quindi Carla se la gioca tutta fino alla disperazione, e poi succederanno delle cose dove lei capirà che non era più quella che vedeva allo specchio, perché avrà una svolta importante che le farà capire che ormai non poteva più tornare indietro, e che anche se viveva di sensazioni che la riportavano indietro, non era più quella di prima. Ma deve essere Sì, stata vedeva una un botta cambiamento forte di che ha outfit. avuto, però, perché la spinta deve essere enorme Certo, per poter fare questo passo. Certo, ma c'è una parte che ovviamente non posso dire perché altrimenti si scopre tutto, dove lei, a confronto con una cosa fortissima, capirà, in quel momento proprio capirà che ormai non c'era più sabotatrice che tenga, non c'è più, e ormai non poteva più identificarsi in quel tipo, in quella persona, in quella fragilità, perché non aveva più, cioè la fragilità è una forza. A mio parere l'essere fragile è proprio quella parte, quello scricchiolio che ti consente la spinta, però l'aveva Carla in quel caso l'aveva riconosciuta. Bisogna riconoscere che si è in quella maniera e che si deve andare avanti, quindi Carla poi avrà la dipendenza tende a giustificare, no? Tu hai giustificato più te stessa o più gli altri? a giustificarmi Verso gli un altri? po', Cioè un sì, comportamento tuo ti sei sì, dire sì. verso qualcuno? Sì, la dipendenza, quando si soffre di questa, si tende più a giustificarsi per sottrarsi, e quindi per sottrarsi non posso fare questo perché, oppure non sono adatta a questa cosa perché. Ma perché ti hanno fatto sentire così, non perché magari tu lo pensassi davvero. Ma come dicevo prima, è proprio un atteggiamento alla vita che va poi rotto, e questa cosa, volendola portare poi nella mia parte personale, poi autobiografica, risiede in un discorso pienamente familiare. A volte, ecco, appunto, essere troppo rigidi, oppure essere troppo ansiosi, oppure essere troppo apprensivi non aiuta i figli a crescere, ma li rende deboli. Quello, almeno secondo quella che è stata la mia esperienza. Se, diciamo, incoraggiare invece, nonostante le preoccupazioni, raccontare la preoccupazione ma incoraggiare, questo rende anche i ragazzi, i figli più autonomi, più responsabili, più indipendenti, più sicuri e anche meno bugiardi. A proposito, io vorrei leggere quest'altro piccolo pezzettino. Vediamo. Signora, lei. Per favore mi legge da qui a qui e poi da qui a qui. Grazie. Quando non c'era, sprofondavo nella dipendenza, nella insicurezza. Avevo paura, ero persa. Capii subito quanto fosse malato quel rapporto. Giustificavo il suo comportamento superficiale, irrispettoso, perverso. Mi riempiva la testa di parole, progetti, aspettative. Un giorno mi rassicurava, il giorno dopo non si ricordava neanche il mio nome. Vivevo nello stordimento. Ero lontana dalla realtà, non avevo un'ombra, nessuno spessore. Ero carta velina, rimanevo sospesa al tempo successivo.
Ho il cuore in gola, mi sollevo, fluttuo. La terra ha i colori sbiaditi, sono senza un peso, senza un sentimento, sono solo attesa. Grazie mille. A questo proposito, Sì, poi potevi leggere. sì, c'è una psicologa, poi conosciamo, perché si chiama Beatrice Conte, che avrei voluto fosse qui con noi stasera, però per impegni lavorativi non ha potuto. Però mi ha scritto, perché io le ho chiesto proprio, al di là, perché poi non è che sono un esperto oppure un tecnico, uno psicologo, ho chiesto proprio clinicamente come fosse proprio lo stato della dipendenza affettiva e come l'avesse vista all'interno del libro. E quindi mi leggo quello che scrive la dottoressa. Quando veniamo al mondo sono poche le certezze che abbiamo. Un odore, il battito del cuore della nostra mamma, il tocco della sua pelle. È questo battito che il bambino riconosce una volta fuori dalla pancia, in mezzo a quello di tutti gli altri. Questo perché l'ha sentito per 9 lunghi mesi ed è diventato un suono per lui rassicurante e familiare. Le tappe dello sviluppo sono pressoché uguali per tutti gli esseri umani. Tra queste certamente lo sviluppo di una buona relazione di attaccamento con le figure genitoriali o chi per esse funge da riferimento per il bambino. Ma che cos'è l'attaccamento? In breve, è la capacità di sviluppare una relazione in cui la figura adulta sia una base sicura a cui tornare, ma anche a cui allontanarsi. Ovviamente, questo è l'ideale di attaccamento che ognuno di noi vorrebbe e dovrebbe poter raggiungere nella nostra infanzia, ma non è sempre così. Esistono tipologie di attaccamento insicuro che da un lato non permettono al bambino, per fusionalità eccessiva con la figura di riferimento, di separarsi da essa. Dall'altro ci sono bambini talmente insicuri da essere totalmente evitanti nei confronti delle figure di riferimento, bambini che non chiedono aiuto, ma che preferiscono cavarsela da soli perché hanno imparato che anche chiedendolo non lo avrebbero ricevuto. Si deve partire da questo per concepire il concetto di dipendenza affettiva. Le relazioni di attaccamento con le figure parentali vanno a modellare i nostri schemi relazionali, che una volta adulti continueremo a riproporre attraverso le relazioni con i pari, siano essi amici o partner. Cosa significa questo? Che cosa implica nella vita di una persona che non ha avuto la possibilità di sviluppare un attaccamento sicuro con le proprie figure di riferimento? La risposta ovviamente non è univoca, dipende dalla storia familiare, dalla genetica e dall'ambiente in cui si è cresciuti. Però, se dovessimo fare riferimento al libro della nostra cara Daniela, la sua protagonista è certamente una donna il cui attaccamento in infanzia è stato messo a dura prova e dice, prendendo un passo del libro: mia madre mi soffocava o forse ero io incapace, inadeguata, così tanto da doversi preoccupare per me, per ogni mio passo, ogni mio respiro, correggermi per salvare il mio mondo. Lei voleva continuare a tenermi in grembo, accarezzare la sua pancia, sapere che ero ancora lì, dentro al suo nutrimento. La nostra protagonista Carla lo spiega molto bene che cosa vuol dire crescere con una madre ansiosa, che non può essere base sicura proprio perché non ci permette di allontanarci da lei né di tornare. Per Carla, come per molte altre persone che sviluppano nella vita adulta una dipendenza affettiva nei confronti di un'altra persona, l'idea di abbandonare ed essere abbandonati è forse la peggiore delle realtà possibili. Quindi questo viene spiegato proprio, diciamo, anche proprio per quanto riguarda il discorso genitoriale, no? Dalla nascita. Quindi questo può essere sì una scoperta, però può essere anche una soluzione per le nuove coppie, le giovani coppie, che la parte proprio della nascita, i primi giorni di vita, la crescita, può essere veramente molto importante per la costruzione proprio poi di una personalità che è da bambino ma poi diventerà adulto.
Che vogliamo fare? Io farei altre domande se per te va bene. Se non vi siete stancati... No.